buonasera a tutti. Io parlo senza microfono per questioni igieniche, quindi io devo usare solo lui, sappiamo tutti quali sono i problemi. Grazie per essere intervenuti anche questa sera. Ci sono parecchie novità da dirvi. La prima, la più importante, è che siamo sempre alla ricerca di una sede. Come sapete, la sede dove eravamo prima non è più utilizzabile perché il comune deve smantellarla. Questa era provvisoria e a partire dal prossimo anno cambieremo ancora sede e noi stiamo puntando in alto, diciamo così. Speriamo, se il comune ci darà un contributo, grazie prima di tutto anche alla vostra generosità che ci incoraggia a puntare in alto, però per poter andare dove vogliamo andare, cioè la sala del Dina Orsi, che molti di voi conosceranno, che quindi è tutta un'altra cosa, un po' tipo cinema, la sala del Dina Orsi, occorrerà anche un contributo del comune. Speriamo che il comune ce lo diano, noi l'entusiasmo ce lo mettiamo, la voglia di chiederlo anche. E quindi se volete poi sapere dove sarà la prossima proiezione, o ci seguite sui canali social, oppure se qualcuno ancora non ha dato l'email, se volete lasciarla lì fuori, noi vi informeremo di volta in volta dove sarà la prossima proiezione. State tranquilli che non vi mandiamo pubblicità, mandiamo solo tutto quello che riguarda le proiezioni. Tra l'altro la prossima proiezione di febbraio è una bellissima proiezione di un viaggiatore e anche fotografo, quindi speriamo bene di inaugurare ottimamente. Vi ricordo sarà a febbraio, non a gennaio, saltiamo gennaio, giusto? Non sto dicendo, saltiamo gennaio, si va direttamente a febbraio, il primo lunedì di febbraio con l'Indonesia. Questa sera siamo comunque in Asia, con un altro bravissimo fotografo che se lui si butta giù, e altri due grandi viaggiatori, lei e Mara, la moglie, che lo aiuterà in questa proiezione, e sono certo che vedremo una bella e interessante proiezione della Persia. Noi avevamo anche l'abitudine, come molti di voi sanno, quelli che sono più affezionati a Natale, fare anche un brindisi. Purtroppo causa Covid non si può fare. Peccato, perché Mara avrebbe potuto fare qualche specialità iraniana, ma noi ce lo ricorderemo per il prossimo anno, anche se non si proietterà l'Iran potrai portarla, e quindi speriamo di rinviare al prossimo anno in altra sede. Allora vi ricordo di nuovo, se volete lasciare la vostra email. Rudy è pronto a partire, sì, mi sembra che non c'è altro da annunciare. Vi raccomando appunto per la prossima proiezione di trovare in qualche modo di seguirci anche sui social oppure appunto tramite email, perché sicuramente cambieremo sede e vi comunicheremo qual è. Vi chiedo scusa, di solito non si dovrebbe fare, una volta presa una sede bisogna prendere quella, ma dobbiamo anche noi arrabattarci tra quello che offre il comune. Prego. Prendiamo un attimo posizione così cominciamo. Allora, questa sera siamo qui a presentarvi un viaggio in Iran, un viaggio che abbiamo svolto io e mia moglie nel 2019, nell'aprile del 2019, e per chi non ha visto ancora le mie proiezioni, la novità è che a fianco a me c'è mia moglie. Di solito rimane in mezzo al pubblico, questa volta l'ho voluta a fianco a me perché questo è un viaggio che lei voleva fortemente. Gliel'ho fatto penare un bel po' perché ero abbastanza diffidente su questo questo viaggio per vari motivi. Tutti i tasselli non si incastravano bene e appunto ero abbastanza titubante. Poi per una serie di coincidenze, parlando con le persone che c'erano state... Siete abbastanza distanti, togliete al maschile. Sì, scusate l'abitudine. Ci sentiamo smarriti, sì. E dicevo, tutti i tasselli sono andati a comporre il puzzle e ne è uscito un quadro bellissimo di un paese affascinante dove il valore aggiunto di questo paese è la gente. Come dicevo, appunto, ho avuto mia moglie a fianco perché è un viaggio che ci teneva molto, che conosce molto bene il paese e probabilmente ve lo spiegherà meglio di come ve l'avrei spiegato da solo. Ok.
Innanzitutto inquadriamo come si fa di solito il paese, anche se bene o male è agli onori delle cronache quasi quotidianamente, quindi è un paese del Medio Oriente, ha tra i suoi i confini più illustri l'Iraq, l'Afghanistan, è appoggiato sul mare con il Golfo Persico, quindi anche quella è una zona calda e questo lo porta spesso e volentieri agli onori della cronaca. È un paese che offre una morfologia molto varia e per questo motivo, oltre a un aspetto puramente culturale, offre dei paesaggi bellissimi. In Iran si possono fare più e più viaggi. Il nostro sarà, per una questione di tempo e anche perché è il primo approccio, il viaggio classico nelle città più conosciute. L'Iran è un paese che è grande più o meno 5 volte l'Italia, è un paese con una popolazione molto giovane, e la bandiera che vedete in basso alla sinistra ricorda molto, per i colori ricorda la nostra, il verde che ricorda appunto il verde che simboleggia il colore dell'Islam, il rosso è il sangue dei martiri che per difendere appunto il territorio, il bianco è un simbolo di pace, ma soprattutto il simbolo al centro che è una stilizzazione della parola Allah. Le 4 alette che si vedono lateralmente sono 4 spade, mentre il pistillo centrale è un pistillo di tulipano che è il simbolo appunto dei martiri. L'Iran è un paese a prevalenza sciita come religione, ma ci sono anche delle altre minoranze religiose. Invece per il 60% l'etnia persiana, però ci sono anche in questo caso altre minoranze. È impossibile parlare dell'Iran senza fare un riferimento a quello che è stato la sua grande storia, e cioè l'impero persiano. L'impero persiano, forse dopo quello egiziano, è quello più longevo della storia. Noi tendiamo sempre a rapportare tutto all'impero romano. L'impero romano è stato ha avuto la sua nascita in un secondo momento rispetto a quello persiano e anche un'estensione minore, ma soprattutto la monarchia persiana è stata una delle più longeve della storia, più di 2500 anni. Appunto, l'Iran è stata una monarchia fino appunto alla rivoluzione di Khomeini a fine degli anni 70. Parlavamo di più e più viaggi che si possono fare all'interno dell'Iran, questo è il nostro. Partiamo da Teheran, che è la capitale, dopo qualche giorno a Teheran voliamo a Shiraz e ripercorriamo a ritroso tutto l'altipiano centrale, appunto fino a tornare alla capitale, quindi fermandoci nelle città principali che sono appunto Shiraz, Yazd, Isfahan, Kashan e Teheran stessa. Teheran è una città moderna, e il primo impatto che ho avuto con questa città mi ricordava quasi casa per i panorami, passatemi la grande bugia, ma ti alzavi la mattina e vedevi queste montagne innevate dietro che per noi sono il Piancavallo, per loro sono montagne da 4000 metri, quindi è una città adagiata ai piedi di una catena montuosa che però arriva fino ai 4000 metri. È una città moderna, molto caotica, ed è una città a cui gli iraniani sono legati. Parlando con la gente, spesso e volentieri appunto ritornava questo amore per la città. È una città ricca di differenze dove si vedono, forse più che in qualsiasi altra città, le differenze tra la tradizione e la voglia di essere moderni, però appunto c'è uno stretto legame da parte di tutta la gente con questa città. Vagando per la città non è difficile trovare appunto nei muri dei murales che ricordano i martiri della guerra Iran-Iraq, che sono molto ricorrenti appunto sia nella città sia nei pensieri della gente stessa. Dicevamo appunto che i disegni dei murales, ma c'è proprio la passione di disegnare, quindi vediamo un esempio, sì, di colorare, quindi vediamo un esempio. Un altro esempio sono queste uova pasquali che abbiamo trovato all'ingresso del bazar. Che poi in realtà uova pasquali non sono, ma bensì è ciò che è rimasto della festività del Nowruz, che è il capodanno persiano, che era stato praticamente intorno al 20 e al 21 di marzo, che secondo noi è una data un po' strana, però per il calendario persiano
che in realtà il Capodanno è legato un po' al concetto di zoroastrismo, cade proprio in questo periodo dell'anno, e una curiosità è che per loro è l'anno 1400, è un calendario totalmente diverso e quindi non ha nulla a che vedere col nostro, è stato reinserito negli ultimi anni tra l'altro. L'uovo pasquale perché? Pasquale per noi, perché generalmente è presente nella tavola di Nowruz, è un simbolo, diciamo, della rinascita ed è beneaugurante, e i persiani sono stati i primi a scambiarselo proprio perché era un qualcosa che dava auspicio, buon auspicio. In Europa in realtà noi lo conosciamo, ma è arrivato solo con Luigi XIV. Bene, dopo questa spiegazione vi porto all'interno del bazar. Il bazar, che è uno dei luoghi più che ogni turista tende ad andare perché è colto dalle mille luci, appunto dalle spezie o altro, però il bazar è sia un luogo di scambio di merci, però negli anni è sempre stato, ha avuto una valenza economica molto più importante del banalissimo scambio o acquisto di merci. In Iran i bazarini, che sono i proprietari dei grandi negozi all'interno del bazar, hanno sempre avuto un grande potere. La gente si fidava più dei bazarini per chiedere prestiti, per chiedere aiuto economico rispetto alle banche. Soprattutto negli anni 70, nei primi anni 70, più di un terzo delle merci passava per il bazar di Teheran prima di entrare all'interno dell'Iran stesso. Quindi lo scambio economico che c'era all'interno appunto del bazar, il potere economico del bazar va molto al di là del acquistare o vendere merci alla gente che ci sta all'interno. Dicevamo che era un periodo di festa, quindi noi li abbiamo trovati tutti decorati con queste bandierine che davano un folklore ancora maggiore. Il bazar di solito è un lungo corridoio che ha una struttura anche molto bella da vedere, una struttura architettonica. Dicevamo un lungo corridoio che molto spesso collega la moschea alla piazza. Ha anche una valenza religiosa, nel senso in cui si dice che non è un caso che il venerdì sia un giorno di preghiera, proprio perché il venerdì era anche un giorno di mercato. Dicevo appunto che anche l'architettura, specialmente quella del bazar di Teheran, è molto bella, e poi troviamo quello che ci aspettiamo di trovare, le spezie, che sono quelle che inebriano il nostro olfatto, che ci attirano per i colori, cosa che nei nostri mercati è già più difficile da trovare, insomma. E poi abbiamo appunto gli sguardi della gente che sono molto maglianti. Proseguiamo la nostra visita al Museo Nazionale, dove mi preme farvi notare questi bassorilievi. Li vedremo in maniera più vasta nella visita per secoli, però la cosa che mi preme farvi notare è il colore scuro. Infatti questo sarebbe il colore originale appunto di bassorilievi, poi per secoli li vedremo invece molto più chiari o molto più sbiaditi. Poi ci sono tutta un'altra serie di reperti interessanti, però la cosa interessante appunto è il colore di questi reperti, che è un colore scuro. Ci spostiamo di poco e andiamo al Golestan Palace, l'antica praticamente residenza della dinastia Qajar, che è stata la penultima che ha regnato in Iran. È un padiglione molto grande, è un palazzo veramente molto grande, all'interno di un giardino. La parola stessa significa roseto. Qui facciamo il primo incontro con le cosiddette piastrelle, in realtà sono maioliche dipinte, dove troviamo il disegno stilizzato della natura, con dei colori molto sgargianti, che è tipico della dinastia Qajar. Molte persone sono appunto in visita di questo luogo, non solo turisti ma anche gente locale, perché questa appunto è un'attrazione particolare. Qui notate un po' la fantasia che ha avuto l'architetto, contrasto fra geometrico e floreale stilizzato. L'interno invece è fatto per stupire gli ospiti, infatti lo Shah qui riceveva i dignitari dei paesi che erano in visita appunto, e tutto era fatto per stupire. Le decorazioni erano assolutamente sfavillanti, questa era la sala del trono interna, e qui tutti rimanevano a bocca aperta, perché già la Persia era un mistero di per sé, arrivare in questo luogo così sfavillante per le persone appunto europee in modo particolare era assolutamente incredibile. Nelle teche che vedete ai lati si trovano i regali che appunto queste persone portavano allo Shah con l'intento di stupirlo.
La strada verso l'aeroporto ci porta a vedere uno dei simboli probabilmente di Teheran e una delle cose più iconiche dell'Iran stesso, la torre Azadi. Questa torre, che significa libertà, è stata eretta nel 1971 proprio per le celebrazioni di 2500 anni di monarchia. Ne avevamo accennato un attimo prima, appunto nei primi anni 70 c'è stato il 2500° anno di monarchia. Io me l'aspettavo onestamente in un grande giardino, non mi ero fatto una grande idea, invece è in una rotonda, ma il posto è molto strategico, nel senso in cui è proprio sulla strada che dall'aeroporto si arriva in città e quindi è proprio una porta d'ingresso alla città stessa, con la sua imponenza e con la sua possente forza. Come vi dicevo all'inizio, il nostro viaggio da Teheran poi è proseguito in aereo, il volo è stato tranquillo e siamo arrivati nel centro-sud dell'Iran, alla città di Shiraz, sì, assolutamente. Una delle attrazioni più conosciute e il motivo forse principe per cui si va a Shiraz è la moschea Tassir il-Mok. Ok, l'ho provata 7 volte non me la ricordavo, perdonate. E appunto il portale non è molto appariscente rispetto a quelli che vedremo in seguito, però in questo quartiere anonimo si entra appunto da questa porticina, ci entriamo di buona mattina e praticamente il luogo è completamente deserto. L'Ivan, la struttura che vedete di fronte, si riflette nella tranquilla vasca delle abduzioni che c'è frontalmente e noi abbiamo un po' di tempo per aspettare che il sole salga. Infatti l'attrazione di questo luogo è il fatto di vedere le luci che filtrano attraverso le vetrate che ci sono sulla destra nella sala di preghiera invernale. Come dicevo, abbiamo un po' di tempo e girovaghiamo un attimo e mi perdo a fotografare appunto i soffitti che sono completamente composti da piccolissime maioliche incastonate che creano appunto questi bellissimi giochi di figure geometriche. C'è la necessità appunto che il sole salga, il sole è salito, entriamo, ovviamente il pavimento è completamente coperto da tappeti e come vedete il sole comincia a filtra creando appunto dei giochi sul pavimento. Non ci esimiamo neanche noi a fare la classica foto immersi nella luce e queste sono le vetrate che creano appunto questi giochi di luce. Un caleidoscopio che attira la nostra attenzione e rimaniamo lì un bel po', non ci rendiamo conto del tempo che passa. A un certo punto, nel momento che decidiamo di uscire, probabilmente di tempo ne è passato, perché la piazza prima era completamente tutto deserto, adesso ci ritroviamo con moltissima gente. È tempo di andare e la tappa successiva è questa moschea, una moschea che di solito non è frequentata, non sono ben visti gruppi numerosi di turisti, è una moschea di preghiera e il motivo per cui si va è questo mausoleo, un mausoleo dedicato ai figli di un famoso imam che un viandante passando di punto in bianco vede una grandissima luce e capì che quello era il punto dove i 2 ragazzi erano morti e si decise di creare un grandissimo mausoleo che ricreasse il firmamento, quindi il cielo stellato, e quello che ne è risultato è questo: non ci sono maioliche all'interno ma sono tutta una quantità immensa di specchi. Abbiamo visto all'inizio che c'era una divisione all'ingresso uomini e donne, ovviamente, però lo spettacolo e i soffitti sono ben adornati in uguale misura sia da un lato che dall'altro. Anche a Shiraz è immancabile la visita al bazar, un bazar più piccolo come dimensioni, però è sempre una bella visita. Qui mi soffermo un attimo sulla frutta secca che era buonissima, gli anacardi e lo zafferano sono stati i più buoni che io abbia mai mangiato. Un omaggio a questo signore che mi ha venduto le tendine che vedete alle sue spalle, adesso sono sul mio ufficio, le ho viste a casa di un amico, non me le sono fatte mancare. Ancora spezie
E questa immagine mi dà il là per anticipare una cosa che vedremo più volte. La gente, piace stare con la gente, quindi c'è sempre gente in giro. Lo fa alla sera perché le giornate sono molto calde e quindi alla sera la gente, sfruttando appunto il fresco della sera, si riversa nelle piazze, ovviamente vicino all'acqua, vicino alle fontane, per dei momenti di convivialità. Anche noi ci uniamo alla gente, onestamente abbiamo fatto spesso e volentieri molto tardi alla sera e non abbiamo mai percepito pericolo, cosa che qualcuno mi ha chiesto. Invece il paese è un paese veramente tranquillissimo e la gente è un valore aggiunto, è veramente bello stare appunto in mezzo alla gente. L'indomani ci spostiamo a Persepoli, che più o meno tutti conosciamo, e purtroppo riusciamo a vedere e immaginare molto di Persepoli, perché molto è andato distrutto. Questa città, che era una città non da vivere ma bensì una città, diciamo, cerimoniale, istituzionale, e nata più o meno intorno al 500 a.C. e diciamo la persona che fece la maggiore espansione di questo sito fu Dario il Grande. I siti sono più o meno 3 i punti principali, 4: la Padana, la Porta delle Nazioni e la Sala delle 100 Colonne. Purtroppo riusciamo a vedere ciò che di pietra è rimasto, però molto di quanto era praticamente in legno è andato totalmente perso. Noi immaginiamo appunto ciò che c'era, la grandezza del tempo, e immaginiamo anche la quantità di persone che di qui passavano. Infatti Persepoli è la città più grande e più importante dei tempi antichi, e qui venivano praticamente tutte le persone più importanti, militari, dignitari, dei vari angoli del regno, e di qui per questa porta passavano, e l'intento era quello di stupire. Infatti la città era assolutamente incredibile da quanto abbiamo potuto capire. Riusciamo a capire chi erano queste persone attraverso le immagini appunto di bassorilievi, in cui con un po' di attenzione noteremo delle differenze nelle acconciature, nel tipo appunto degli addobbi, diciamo, che hanno addosso, dei munili, le armi, e da qui possiamo ricostruire un po' la storia di questo posto. Purtroppo passò intorno al 330 a.C. Alessandro Magno, che distrusse praticamente incendiando la città e la depredò completamente. Nella parte alta troviamo una piccola necropoli con un paio di tombe di Anteserse II e III, che ci danno un po' l'anticipo di quello che sarà poco più in là Nascerostan. Nascerostan infatti è una necropoli dove sono sepolti probabilmente tra i più importanti imperatori regnanti appunto persiani, tra cui Dario e Anteserse I. Mi preme farvi notare la differenza tra la statura delle persone e il monumento funebre. Sulla base delle montagne ci sono anche una serie di bassorilievi che raccontano le geste degli imperatori, e soprattutto una grande vittoria che i persiani ebbero sui romani verso Valeriano, e appunto una delle più grandi vittorie appunto nei confronti dei romani. E te lo fanno pure notare per bene. Abbiamo parlato appunto delle tombe, ma probabilmente la tomba più conosciuta è quella dell'imperatore più famoso dell'impero persiano, Ciro. Questo è il suo mausoleo, e Ciro è noto per il rotolo di Ciro, una prima carta dei diritti umani che ad oggi è tenuta all'interno del British Museum, ma ce n'è una copia, tanto per valorizzarne l'importanza, all'interno delle Nazioni Unite come memoria. Prendiamo la strada verso Yad e notiamo subito che il paesaggio è assolutamente incredibile. È un altopiano che si sviluppa più o meno tra i 1500 e i 2000 metri, contornato da alcune montagne che raggiungono anche 4 o 5 mila metri, se non di più. E la forma è praticamente acuta, totalmente acuta, e ci fa anche della neve, per carità, quelle quote lì c'è la neve perenne, però è la forma proprio così cuneiforme delle montagne che ti colpisce, perché sono totalmente diverse dalle nostre e ci ricorda una cosa molto importante dell'Iran.
cioè ci sono stati dei sconvolgimenti tellurici qui per secoli assolutamente importanti e continuano ad esserci, tanto che probabilmente qualcuno di voi l'avrà anche vista in passato. Bam è stata distrutta nel 2003 con un 6.6. Ci fa ricordare che questo è un paese che resterà eternamente sismico. Spezziamo il nostro viaggio con una visita a una ghiacciaia, forse una delle meglio conservate in tutto l'altipiano. Appunto in queste strutture veniva portato il ghiaccio dalle montagne circostanti, veniva introdotto appunto in queste vasche e qui venivano tenuti gli alimenti per tenerli al fresco durante i periodi caldi. Siamo in una zona che non ha molto da offrire, è orario di pranzo e probabilmente, sapendo che l'unica attrazione del luogo era questo, troviamo un signore con la Renault 5 che ci chiede se vogliamo andare a mangiare al suo ristorante. Accettiamo di buon grado, anche perché non c'era molto, e questo ci dà il là di vedere un attimo la struttura tipica della casa, con un giardino al centro e nel perimetro appunto le arcate che portavano all'interno delle stanze stesse. Sotto una di queste ci fermiamo per mangiare, però per il cibo lascio spazio più a mia moglie, che conosce molto meglio di me, anzi sa cucinare molto bene. Una cosa devo dire, ma è banale, nel senso in Iran non troverete alcolici, la birra è assolutamente analcolica. Però c'è anche la zantama, che è l'imitazione della Coca-Cola. Allora, sì, io ci provo a cucinare persiano, non è che proprio mi sia... Io gradisco. Ecco. Allora, quello che stiamo vedendo è un po', diciamo, il cibo più semplice, perché la cucina persiana è molto complicata. Diciamo, troviamo il classico riso in crosta, alla vostra sinistra, che è un riso croccante con sopra delle bacche di crespino, detto zerek polo significa riso. E bisogna dire che la cucina persiana ha una caratteristica, gioca molto sui contrasti, quindi l'acido contro il dolce, il morbido contro il duro, l'acido contro altrettanto dolce, quindi è una cucina di contrasti. Alla vostra destra c'è il classico cosciotto di pollo con il pomodoro dolce e i sottaceti immancabili acidi. Questo invece si chiama abalu pollo, riso con lo zafferano, con delle amarene acide abbinate a delle scorze di arancia candite in questo caso, quindi dolci. Altro riso allo zafferano servito con della carne di manzo, quello era un kebab, praticamente una sorta di spiedino, chiamiamolo così, e notate che c'è un cucchiaio, perché la carne in Iran è buonissima, dicono chi la mangia, io sono vegetariana, è buonissima, di qualità, oltre che di gusto, va mangiata con il cucchiaio, perché il coltello non serve. Questo invece è una squisitezza, si chiama Soran Asali ed è un dessert fatto di miele, acqua di rose, di cui abusano, e tantissima frutta secca tritata, e per i denti è uno spettacolo, è buonissimo, servito con il tè alla rosa, immancabile, con dello zucchero allo zafferano. L'immancabile foto di rito alla fine del pranzo con il proprietario e riprendiamo la strada. A questo punto non ci sono più le montagne che ci accompagnano, ma il cielo cupo esalta ancora di più quello che abbiamo a destra e a sinistra, probabilmente una grande distesa di sale, probabilmente residuo di un antico mare. Erfan, che era il nostro autista, ci è passato 1000 volte ma non ho mai visto nessuno mettersi in mezzo alla strada a far foto e ci ha preso un po' per pazzi, ma si è adeguato e si è seduto anche lui in mezzo alla strada, non c'era un granché di traffico. Appunto il paesaggio è molto suggestivo, però dopo un po' riprendiamo la strada e arriviamo a Yazd. Arriviamo nella piazza principale e cominciamo a girovagare. Vediamo i negozietti e il mio sguardo è attratto appunto da questi grandi blocchi di zucchero che sono, è la prima volta onestamente che li vedevo in questa forma. Ce n'erano veramente molti e a Yazd una delle caratteristiche è che ci sono moltissime pasticcerie. L'arte dolciaria è una delle cose più attrattive appunto di Yazd. Siamo andati in questa pasticceria che ci aveva consigliato un amico che era stato l'anno prima e non ci siamo fatti mancare un bel vassoio di dolcetti. Proseguiamo la nostra visita in una ghiacciaia che era stata adibita a Paico. Qui si svolge un rito molto antico
che è il Zulkana. Il Zulkana è una danza di stile sufico, ricorda molto appunto le danze di dervisci, con dei movimenti ciclici molto ipnotici e con l'utilizzo anche di strumenti, come ho visto su questa immagine, di queste mazze molto pesanti, pesano attorno ai 20 kg. Ed è uno spettacolo a cui partecipa veramente molta gente e si trova principalmente in questa città. Finite le danze, ci avviamo verso la moschea del venerdì, una moschea con i minareti più alti dell'Iran, uno dei minareti più alti dell'Iran. Sarà stato il cielo che faceva contrasto con il blu alto, ma io sono rimasto abbagliato appunto dal colore di questa moschea. Moschea appunto di un colore azzurro intenso perché venivano estratti i lapislazzuli dall'Afghanistan, dalla parte più orientale dell'impero, e quindi questa lavorazione conferiva questo colore molto intenso. Il blu di Persia è uno dei colori con una nomenclatura più antica. Io mi sarei fermato qui, ma mia moglie ha molto altro da dirvi sulla struttura delle moschee e sulle sue decorazioni. Ma non voglio annoiarvi troppo con le cosiddette piastrelle. Facciamo una breve, panoramica su quella che è un po' l'arte islamica. Sappiamo che comunque l'Islam è stato sì un movimento religioso, un movimento culturale, ma poi è stato un importante movimento artistico che ha preso delle caratteristiche diverse secondo il territorio in cui si è espanso. Quindi se consideriamo che è partito dall'Arabia Saudita, passando per il Marocco, la Spagna, la Turchia, appunto l'Iran, arrivando fino alla Cina e l'Indonesia, troviamo assolutamente caratteristiche molto diverse. In questo paese appunto c'è la predominanza di questo colore che è un po' anomalo per altre zone, e si tratta appunto del blu di Persia. Lo vedrete praticamente a chilometri di distanza, queste cupole gigantesche di questo colore, e all'interno troverete spesso un cielo stellato, perché le stelle sono una cosa molto importante in Iran. Cielo stellato su azzurro. Ricordiamo che l'azzurro è anche il colore del mantello della Vergine Maria, quindi anche per la nostra religione il colore riporta a Dio, come in questo caso. Il cielo è Dio. Dio che però non può essere rappresentato, quindi in questo angolo di mondo viene rappresentato attraverso, sì, la parola scritta, perché troveremo le scritte del Sure, del Corano, e però non troveremo nessuna immagine di Dio. E nemmeno della natura è rappresentata in maniera reale. La natura è stilizzata, è geometria, quindi diventano arabeschi, come in questo caso. Si tratta appunto di un fiore stilizzato reso attraverso dei piccoli tasselli di mosaico, torna indietro, esatto, colorata, appunto tasselli colorati di mosaico. La successiva, e questo è il Fufico, è una scrittura antica, talmente stilizzata, fatta quasi a pixel come effetto, che in realtà racchiude dei piccoli messaggi, sono delle parole, poi c'è scritto là, Dio, ma è talmente stilizzato da rendere un effetto proprio geometrico. La successiva, esatto, vediamo due tipologie di decorazione. La parte alta è quella calligrafica, quindi sono le famose sure, e le troverete appunto scritte nelle parti più lunghe delle moschee, e la parte sotto invece è la ripetizione degli arabeschi fatti proprio in maniera speculare. Lo fanno sia attraverso appunto mosaico, ma spesso anche sono intagliati nel legno, nel marmo. La parte centrale era proprio la struttura nuda e cruda. Qui vediamo la distribuzione indicativamente di come può essere questa decorazione. Sono sparpagliate tra virgolette sulle superfici delle pareti e creano un insieme veramente molto armonico e molto elegante. Usciamo dalla moschea e il colore che mi affascinava tanto si rispecchia nella vasca antistante. Continuiamo il nostro giro, torniamo nella piazza dove siamo arrivati il giorno prima, e ci mescoliamo anche qui come ogni sera alla gente, e trascorriamo le ultime ore della giornata. Ultime ore della giornata, mentre il giorno successivo andiamo a visitare la parte vecchia di Yazd.
la parte vecchia che è patrimonio dell'UNESCO, quindi è in fase di ristrutturazione proprio grazie ai fondi dell'UNESCO. Dicevamo che Yazd è una città ai bordi del deserto, quindi è una città molto calda. Gli ingegneri del tempo si sono inventati queste ingegnosissime torri del vento che non sono altro che dei condizionatori antichi che sfruttano la corrente dell'aria e dei canali sotterranei per raffreddare l'aria che entra all'interno delle case, espellere l'aria calda e tenere il clima all'interno delle case un po' più mite. Il panorama che si vede dai tetti è questo, quindi vedete che sono ben sparpagliate all'interno della città. Il colore è immancabilmente il color sabbia, infatti tutta la città è costruita in un materiale che si chiama adobe, che è un miscuglio tra il fango appunto tra la paglia e la sabbia. Le terracotte sono una delle lavorazioni tipiche di questa città, qui ne vediamo qualcuna messa sopra i tetti. E poi riscendiamo e torniamo appunto per le vie. Certe sono veramente ben tenute e ristrutturate. C'è anche la città vecchia sempre ben tenuta dove vive ancora la gente, nel senso è ancora una parte della città che vive, una città viva, e gli scorci sono molto suggestivi, ci si perde veramente molto tempo a girare per la città. Con questo dettaglio vediamo meglio la struttura proprio di fango che costituisce l'architettura della città stessa. E una cosa da notare è appunto il fatto che i muri sono molto alti per creare questi giochi d'ombra e per tenere appunto un po' più fresco le vie della città, e anche per incanalare l'aria, sempre per un motivo di gestione delle temperature. Non tutta la città è stata ristrutturata, alcune parti sono ancora in questo stato e probabilmente con il tempo verranno ristrutturate. Nella parte esterna della città invece troviamo le torri del silenzio, che sono queste strutture dove sono dei luoghi funebri dove venivano portati per l'ultimo saluto i defunti prima di essere dati in pasto agli uccelli. Questo era un antico rito zoroastriani che trovano appunto nella città di Yazd il loro fulcro. Questo tipo di usanza chiaramente non è più permessa in questo momento e i fedeli zoroastriani vengono cremati. Uno dei più noti probabilmente, che tutti conoscete, è Freddie Mercury. Questa religione in realtà non ha tantissima diffusione a livello di quantità di fedeli, però è diffusa in tutto il mondo. Quelli che vedete sì, sono alcuni turisti e altri sono fedeli. All'interno, questo che vedete appunto è il Tempio del Fuoco, un po' la filosofia di questa religione è un po' legata al ben fare, ben pensare, ben agire, quindi una filosofia molto zen, potremmo dire, ed è soprattutto legata molto ai cicli della natura e della vita. Gli elementi sono estremamente importanti e il suo profeta più, tutti lo conoscete, è Zarathustra. La divinità invece è Aguna Mazda, che però anche in questo caso non viene rappresentata, non è possibile farlo. Quello che vedete, ed è una sorta di angelo custode, tra virgolette, è diventato un po' il simbolo anche di questa religione. In realtà la divinità all'interno del tempio è presente, ed è presente attraverso l'elemento più importante, cioè il fuoco che arde da secoli, e questo che vedete è il cosiddetto magus, che è colui che fa ardere continuamente il fuoco, è il suo custode. Per fare ancora strada bisogna fare benzina e quindi Erfan si ferma al distributore fuori città. La cosa che mi salta subito all'occhio è il conto. Pensavo di aver sbagliato, è che gli chiedo e mi conferma che il prezzo della benzina era aprile 2019 di 10 centesimi al litro. Per noi è un prezzo che è assolutamente ridicolo. Bisogna dire che nel novembre 2019 il prezzo della benzina è salito a 30 centesimi, che per noi continua a essere un prezzo ridicolo, mentre in Iran ci sono stati dei tumulti di piazza, ci sono state manifestazioni perché è 3 volte tanto, quindi per la gente comune è stata una cosa scioccante. Dicevamo, riprendiamo la strada, siamo ai bordi del deserto, quindi non è difficile imbattersi in una tempesta di sabbia. La superiamo e arriviamo in questo posto molto particolare, un posto che all'inizio non capivo cos'era, non so se a voi viene subito in mente. Comunque è una piccionaia.
Una piccionaia che nel mio immaginario serviva per i piccioni viaggiatori, per scambiarsi appunto i messaggi. No, serviva per la raccolta del guano. Qui in questa struttura potevano stare fino a 5.000 colombi e appunto la raccolta degli escrementi serviva per fertilizzare i campi. Quindi anche una struttura molto bella, però con un utilizzo molto pratico. Arriviamo a Isfahan, una delle città più importanti, più belle di tutto l'Iran, e una caratteristica di questa città è il fatto che c'è un fiume, un bellissimo fiume che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere anche con molta acqua. Molto spesso ho visto foto di questo luogo senza acqua, secco. L'Iran purtroppo, come buona parte dei paesi del mondo, è soggetto a cambiamenti climatici molto importanti. Qualche settimana prima arrivassimo noi c'è stato un periodo di alluvioni che ha creato veramente tanti problemi, ai quali in altri periodi ci sono periodi di siccità molto importanti. Dicevamo che alla gente piace la sera rimanere assieme vicino all'acqua, quindi abbiamo un esempio. Infatti i ponti, questo è uno dei più belli di tutta Isfahan, la gente si riversa sulle scalinate appunto per stare insieme. Il giorno successivo ci spostiamo a vedere la cattedrale di Bank nel quartiere di Nuova Giulfa. Si chiama così perché gli abitanti di Nuova Giulfa arrivavano da Giulfa, una cittadina dell'Armenia. Infatti questa popolazione arrivò qui all'incirca nel 1600 grazie allo scià di allora, Abbas I, che diede loro ospitalità poiché erano perseguitati poiché cristiani. Una piccola parentesi che apro è sul fatto che attualmente in Iran ci sono circa un 8% della popolazione è profuga. Arriva dall'Afghanistan, dal Pakistan, dall'Iraq, e a questa gente viene comunque garantito l'istruzione e la sanità gratuita. Ci spostiamo a vedere, appunto, a visitare questa cattedrale che ha una caratteristica, è un mix fra l'architettura islamica, infatti vediamo le arcate, vediamo la cupola, e all'interno invece si trova una decorazione quasi simile alle nostre chiese, con scene bibliche, angeli, però ci colpisce questo colore molto intenso e questo oro assolutamente sfavillante, con naturalmente l'immancabile cupola stellata. Altra caratteristica di questa città è appunto lo stretto legame fra acqua e natura. Questo che vedete è uno dei tanti vialoni della città, molto trafficata peraltro, e questi alberi antichi sono stati messi non a caso, ma bensì per creare un sistema di ombreggiatura che potesse ridurre la temperatura fino a 10 gradi, che cosa ai margini del deserto non è per niente da poco. C'è all'interno anche un polmone verde piuttosto grande che appunto questo giardino. Nella parte più o meno centrale del giardino c'è questo padiglione, che è solitamente uno dei fulcri del giardino, che viene chiamato Palazzo delle 40 colonne. Non perché siano realmente 40, ma sono in realtà 20, e le altre 20 vengono specchiate nell'acqua, questo per dare maggiore importanza all'acqua, elemento centrale dei giardini. Un'altra cosa che non abbiamo detto è che in Iran ci sono 26 patrimoni UNESCO, questo è uno di quelli, e sono ben 9 i giardini persiani che fanno parte di patrimonio UNESCO. Addirittura è stata creata una categoria speciale proprio per i giardini persiani. Ci spostiamo un altro pochino e andiamo alla moschea del Venerdì. Questa è una moschea che ha un'origine piuttosto antica, risale all'incirca l'anno 1000, e sorge sulle ceneri di un tempio zoroastriano. La caratteristica è di essere piuttosto avveniristica per i tempi e è di una superficie immensa, sono 20.000 metri quadrati, con una vasca centrale all'interno di questa enorme piazza, con 4 ivan diversi, decorati in maniera differente. E, ripeto, innovativa perché c'era questa struttura a doppia arcata che finora non si era vista. Vediamo le decorazioni tradizionali che abbiamo visto fino adesso su uno stile più o meno geometrico e vediamo anche una novità, questa decorazione a tasselli molto piccoli, più o meno monocromatici, color tra virgolette sabbia, chiamiamolo così. E la stessa decorazione la troviamo anche negli alveoli di questi ivan. Questa sala è la sala di preghiera, sono 4 in realtà qui dentro,
ed è probabilmente quella un po' più particolare. Fino ad ora non ne abbiamo vista nemmeno una così, tutte erano decorate, questa invece non è che non sia decorata, ma è fatta di un colore uniformemente beige, pietra, però se guardiamo le pareti sono decorate anche queste. Un particolare, questa cupola è molto molto grande, si gioca il primato con la cupola del Brunelleschi di Firenze. Questo è un dettaglio appunto per farvi capire che in realtà le decorazioni c'erano. E altra cosa innovativa sono queste arcate che non sono esattamente come quelle che abbiamo visto finora, ma sono a sesto un po' più acuto. E questo ci riporta un po' al nostro stile gotico che conosciamo nelle nostre chiese, e altra diversità è la divisione in 3 navate, anche questa è una cosa molto diversa da quello che abbiamo visto finora. Bene, come avete capito io mi faccio attrarre molto dai bazar, e questo è quello di Isfahan, bazar molto bello, e di punto in bianco vedo mia moglie che ride, non riesco a capire perché. C'era questo signore che stava distribuendo gelati a tutti gratuitamente, era un periodo di festività e l'amministrazione comunale, visto il gran caldo, ha mandato queste persone, ne abbiamo trovato più di una, a regalare la gente ai passanti, a chi si trovava all'interno del bazar. Noi camminiamo, vediamo questo signore che mi dà il là per dirvi che gli iraniani hanno 2 grandi passioni che ci accomunano. Uno sono le automobili e l'altra è il calcio. Infatti era immancabile quando parlavamo con qualcuno che ci chiedesse perché squadra tenevamo e come andava il campionato qui da noi. Arriviamo al bazar dell'abbigliamento, dove vendono abbigliamento, e probabilmente a un primo sguardo questa immagine tende a stridere un po', nel senso la donna in abiti tradizionali con questi vestiti sgargianti. Ci è stato confermato più volte, anche mia moglie ha avuto modo di curarlo, le donne iraniane sono molto molto curate e ci tengono alla cura personale sia dell'aspetto fisico ma anche dell'abbigliamento, specialmente nel privato, e quindi non è insolito trovare dei negozi che vendano dell'abbigliamento di questo tipo. Quindi non sono solo le ragazze che vestono ormai l'occidentale e tengono il velo per rispetto alla religione, ma anche le donne che vestono in maniera tradizionale sono molto attente appunto al loro abbigliamento e alla cura della propria persona. Qui vediamo una ragazza giovane molto bella che si sta comprando un foulard, eravamo dentro un negozio di foulard. Siamo appunto nel bazar dove vendono abbigliamento, foulard, e andando avanti un po' non poteva mancare la visita dove vendono tappeti. Adesso banalmente ve ne faccio vedere 4, mia moglie non poteva esimersi a comprarne uno. Vi chiederei di indovinare quale ha comprato mia moglie. Probabilmente per i maschietti la cosa è già arrivata, nel senso mia moglie ha comprato quello che costava di più. Sì, non ci sta insomma, però era più bello, sì, certamente, e è ben disteso a casa nostra, è sempre un bellissimo ricordo. Detto questo, in Iran il tappeto è un simbolo che il detto dice che ti accompagna dalla culla alla tomba, nel senso in cui per qualsiasi cosa c'è il tappeto. Il tappeto è dove viene accolta la gente, l'ospite viene accolto nei tappeti, il tappeto è dove il musulmano va a pregare, il tappeto è decorazione. Il tappeto ha sempre immagini floreali, perché portare il tappeto in casa è portare un giardino in casa, e quindi il tappeto iraniano è uno dei più pregiati al mondo ed è appunto la lavorazione è una delle migliori al mondo. Il tappeto prende il nome della zona dove viene lavorato, e quindi la lavorazione stessa prende il nome della zona da dove viene lavorato. Dopo questi faticosissimi acquisti usciamo dal bazar, prendiamo la strada appunto accompagnati da queste bellissime luci e questi bellissimi addobbi. Stiamo uscendo, la vita del bazzarino è molto faticosa, lo vedete qui stanco che riposa, anche noi abbiamo bisogno di riposo dopo i nostri acquisti, e ci fermiamo su una delle terrazze che danno su una delle piazze più grandi al mondo. La piazza di Isfahan è lunga circa 500 metri, qualcosa di più, per una larghezza attorno ai 150 metri. C'è un detto che chi vede la piazza di Isfahan e vede piazza San Marco ha visto metà mondo,
Beh, noi a questo detto ci sediamo e ci gustiamo un buonissimo tè. Mentre sorseggiamo questo tè ci guardiamo intorno e vediamo un attimo i punti cardine di questa piazza. Questo è l'ingresso del bazar, questa è la moschea dello Shah, la moschea dello sceicco e il palazzo del Kopu, e soprattutto la gente che vive in questa piazza. Io ho visto spesso e volentieri chi cerca di fotografare questa piazza completamente deserta per enfatizzare appunto le strutture di questa piazza. Secondo me la gente ha un valore aggiunto, nel senso gli dà quel qualcosa in più. La gente si riversa in queste piazze con la famiglia, con i figli, si trovano le donne per parlare con le amiche o magari per spettacolare dei fidanzati. Questa invece l'ho messa perché la signora che vedete con il naso appunto medicato probabilmente non ha avuto un infortunio. Un vezzo delle donne iraniane è quello di ricorrere alla chirurgia estetica per rifarsi il naso. Non ho mai capito il perché, ma appunto c'è questo vezzo di rifarsi il naso. Altra cosa, hanno sempre la copertina per il picnic. Il picnic è un rito per gli iraniani. Ci sono moltissimi giovani che si fanno fotografare, ma soprattutto che ci chiedono da dove veniamo, cosa abbiamo visto, com'è il nostro paese, quindi c'è una voglia di interagire che è molto forte. Ci sono anche donne in carriera, donne che sono appese al telefonino per lavoro. Un esempio è dato proprio dal fatto che per il contatto che avevo io appunto per trovare l'autista e per organizzare questo viaggio era un'agenzia locale fatta solo di donne, gestita solo da donne. Le donne iraniane sono molto belle, ma sono anche istruite. Un buon 60% delle donne degli iscritti all'università sono donne. Sono molto belle, ma ci sono anche dei bei ragazzi. Vediamo un attimo nel dettaglio le strutture all'interno della piazza che è patrimonio UNESCO, come appunto anche i palazzi che la circondano. Questa che vediamo è appunto la moschea dello Sheikh Rafdullah, che era il suocero dell'allora regnante, che era stato chiamato per dirigere una madrassa e si era distinto per essere una persona particolarmente retta, e quindi gli è stata dedicata questa moschea, che ha come caratteristica uno il colore oro e blu, poi le piastrelle sono sostanzialmente opache e lucide, quindi creano un gioco di colore totalmente diverso dalle altre, e la cupola invece ricorda molto la coda del pavone, cosa che non avevamo ancora visto. Questa invece struttura non è religiosa, ma è un palazzo, anche questo istituzionale, all'Ikapu. Da quella terrazza con parecchie colonne era utilizzata un po' come terrazza per guardare gli spettacoli che venivano fatti su questa piazza da artisti vari, poteva essere teatro, di tutto un po', e pensiamo che questa era la città, era la capitale ai tempi ed era il centro culturale e economico del mondo persiano, quindi tutto il mondo passava di qua. Dignitari, politici e quant'altro venivano ospitati e venivano fatte delle feste all'interno di questo palazzo, e quelle che vedete sono delle nicchie che servivano un po' come amplificatore per il suono, per la musica, quindi non è solo una decorazione, ma bensì era una cosa molto più funzionale. La moschea dello Shah invece, ora intitolata Khomeini, ha il suo accesso nella piazza frontalmente, invece poi la moschea è traslata per seguire la direzione della Mecca. Qui probabilmente troviamo un po' l'apoteosi dell'architettura persiana per la ricchezza delle decorazioni e per la grandiosità della struttura. Sono 7 i colori che compongono appunto la decorazione, e troviamo un po' tutte le forme che abbiamo visto fino adesso. All'interno ci sono 2 scuole coraniche. Purtroppo ha subito anche dei pesanti danni durante la guerra Iran-Iraq, però fortunatamente gli iraniani tendono a ristrutturare molto. Questa cupola è alta ben 52 metri e c'è un fenomeno particolare, c'è un eco che praticamente crea 49 echi diversi, di cui 12 solo sono percepibili dal nostro orecchio, il resto è magia. La decorazione, ripeto, è strabiliante.
La moschea è molto bella di giorno ma è molto bella di notte. Ci fermiamo a fare qualche foto in notturna appunto alla moschea, al Palazzo di Capoue. Siamo all'ingresso del bazar quando Erfan, la nostra guida, viene a chiederci se parliamo spagnolo. Spagnolo no, però insomma somiglia abbastanza al Veneto, mettiamola così. C'era una signora che si era persa, aveva provato a dare il nome dell'albergo, ma c'erano 7 alberghi con quel nome a Isfahan e insomma non si sapeva come. Parlando, cercando di capirci, siamo riusciti a farci dire il nome della sua guida, la nostra guida conosceva la sua, si sono sentiti e praticamente il gruppo doveva trovarsi da un'altra parte e la signora si era persa. Era troppo complicato fermare l'autobus, abbiamo deciso di accompagnarla noi all'albergo. Adesso dirvi che la scena era surreale sembra una barzelletta raccontata male, ma provate a immaginarvi un autista che parla in farsi alla nostra guida che chiede a noi in inglese e noi parliamo con la signora in italiano che capisce in spagnolo, quindi vi lascio un attimo all'impasse della situazione. Riusciamo a riportare Francesca, questo è il nome della signora, all'hotel. La signora aveva l'età di 77 anni ai tempi, quindi potete immaginare lo spavento che si era presa questa signora trovandosi da sola in mezzo a una piazza così grande. Il bello dei viaggi e il valore aggiunto appunto dei viaggi secondo me sono le persone che conosci e le cose e le esperienze che fai. Noi con Francesca, nonostante il Covid, ci siamo sempre tenuti in contatto e 15 giorni fa siamo stati a Barcellona a trovarla ed è stata una bellissima esperienza e appunto è una delle cose che ci porteremo a casa dall'Iran, insomma questa nuova amica che abbiamo che è ancora molto in gamba. Torniamo a noi, torniamo all'Iran, ci siamo guadagnati una buonissima cena, credo che abbiamo fatto la nostra buona azione, quindi come sempre abbiamo fatto tardissimo dentro uno dei buonissimi ristoranti iraniani. Riprendiamo la strada dell'altipiano, ritroviamo un attimo le montagne, in questo caso sono anche colorate, questo ci fa capire la grande quantità di minerali che ci sono all'interno del sottosuolo iraniano. E arriviamo a Kashan, che è l'ultima tappa del nostro viaggio. Kashan che trova nella lavorazione delle rose la sua manifattura principe. Con le rose a Kashan si fanno i biscotti, si fa l'acqua di rose, appunto il profumo e i fiori stessi. Kashan è un luogo paradisiaco e non perché, come possono immaginare i maschietti, ci sono delle bellezze locali molto, molto attraenti, ma bensì per quello che vuol dire proprio l'etimologia della parola stessa paradiso. Paradiso significa giardino racchiuso all'interno di mura. E a Kashan ci sta il giardino di Fin, uno dei più belli e ben conservati di tutto l'Iran, e all'interno appunto delle mura di questo giardino sono imprigionate, passatemi il termine, questi bellissimi alberi, questa natura, ma soprattutto l'acqua. L'acqua che per una città ai bordi del deserto vuol dire vita, nel senso è un elemento fondamentale per la vita. La gente si fa fotografare appunto lungo questi corsi d'acqua, di immagini come queste ne ho veramente tante, dove la gente appunto si faceva fotografare mentre toccava l'acqua. L'acqua con i suoi giochi d'acqua, i giochi d'acqua creano rumore, quindi la rilassatezza che crea il rumore dell'acqua, quindi l'acqua è distensiva. L'acqua è religione perché l'acqua è purificatrice, quindi anche a livello religioso ha una valenza molto importante. E quindi troviamo tutta questa gente che corre e che cammina lungo questi corsi d'acqua. L'acqua è anche gioco, è una parte ludica dei bambini che giocano appunto con l'acqua. Stiamo arrivando alla fonte, infatti c'è sempre un padiglione, come diceva mia moglie, in questo caso è il padiglione da dove nasce appunto l'acqua che si dirama per tutto il giardino. Anche mia moglie si fa fotografare in segno buon augurale proprio vicino alla fonte. Probabilmente questo non gli ha portato una gran fortuna perché 7 ore e 56 minuti all'imbarco, abbiamo vissuto 3 minuti di paura perché è scivolata sulle scale e per 3 minuti non si è alzata. Ci sono voluti 5 bicchieri di acqua di rose, scusate
che era la cosa più alcolica che c'era sul luogo, tra se ne è bevuto il nostro autista, e fortunatamente imbottendola di antidolorifici siamo riusciti a riportarla a casa, dove abbiamo scoperto che si era rotta il coccige, aveva 2 vertebre lesionate e una spalla lussata, quindi un po' di danni se li era fatti, insomma. Però, come dicevo, con un bel po' di antidolorifici la vediamo 7 ore e 56 minuti dopo, qui bella sorridente, che siamo pronti per prendere il nostro aereo e rientrare in Italia. Però non possiamo lasciare l'Iran senza dire una cosa molto importante, cioè lo stretto legame che c'è fra l'Iran e la letteratura e la poesia. Fra qualche giorno ci sarà Shab Yalda, che è una festività particolare, sempre di origine zoroastriana, in cui nell'equinozio d'inverno si festeggia la rinascita, quindi la ripartenza, la notte più lunga per arrivare finalmente alla luce. In questa notte la gente si ritrova nelle case per passare insieme appunto questa nottata all'insegna appunto del divertimento anche in un certo senso, e in cui si consuma cocomero, si consuma melograno estremamente importante per l'Iran, si leggono le poesie di Hafez, che probabilmente è il poeta più importante e più famoso dell'Iran. E noi in questa immagine abbiamo voluto un po' racchiudere il nostro Iran, in cui vedete la rosa damascena e vedete una donna. E vi lasciamo con le parole di Hafez, che adesso ci vediamo. Ve la leggo. Ero perso con lo sguardo verso il mare, ero perso con lo sguardo nell'orizzonte. Tutto appariva come uguale. Poi ho scoperto una rosa in un angolo di mondo. Ho scoperto i suoi colori e la sua disperazione di essere imprigionata fra le spine. Non l'ho colta, ma l'ho protetta con le mie mani. Non l'ho colta, ma con lei ho condiviso il profumo e le spine tutte quante. Castellamashi, che significa grazie dello sforzo. Grazie a tutti. Ho una domanda. Sì. I tappeti, visto che li hai comprati, lana, seta, che prezzi hanno? C'è di tutto un po', dipende dalla dimensione. C'è lana, c'è pura lana, c'è anche con la seta, dipende quanto uno vuole spendere, c'è di tutto. Si può, dipende anche dal numero di nodi, perché logicamente più i nodi sono piccoli, chiaramente più costano, perché puoi trovare tappeti molto grandi e di prezzi bassi e tappeti molto piccoli a delle cifre considerevoli. Sicuramente costano di meno che da di qua, però sì, dipende appunto. Ma tanto per avere un'indicazione, alle 3.000 euro o 200-300 Beh, quelli in seta, in pura seta, hanno una luce assolutamente incredibile, però costano. Non li ho neanche mai trattati sinceramente, perché Sì, grandi no. io non ho idea, il nostro sarà 1,5 metri per 1 metro circa ed ha una buona misura di nodi, però fa conto che si spende 1/3 rispetto a prenderlo in Italia, grosso modo. Però tutta lana il nostro, penso una percentuale molto bassa di seta, perché è una in, quindi ha una luce particolare, è un azzurro e bianco con le sfumature beige, però qui ripeto costerà molto di più, non solo come permettere qui. Poi penso che non abbia importanza il costo, ma il ricordo Assolutamente che è sì. più importante del prezzo. Sì, no, infatti simpaticissimo il signore che ce l'ha venduto, perché hanno una simpatia incredibile. Anche una gran pazienza. Sì, e ne ha mostrato un miliardo. Scusa, vi Sì. siete organizzati voi il viaggio quindi? Cioè avete preso i contatti con un'agenzia che vi ha fornito che cosa? Sì, allora alla fine è stato molto più semplice di quello che mi immaginavo, nel senso in cui noi abbiamo preso contatto appunto con un'agenzia locale Di Tera? di Teheran, sì, e questa ci ha fornito l'autista che ci faceva anche da guida, quindi abbiamo lasciato il percorso libero, nel senso volevamo decidere di giorno in giorno, abbiamo fissato soltanto
Gli hotel? Sì, gli hotel ogni tot giorni, però non avevamo un itinerario fisso, cercavamo un attimo in base alla giornata di gestirci, quindi avevamo delle tappe fisse che erano vincolate appunto agli hotel, però poi l'itinerario lo facevamo di volta in volta, anche onestamente sul consiglio di Erfan, che appunto tipo la Piccionaia banalmente, che è una visita di 10 minuti, però è una cosa molto carina da vedere. E forse anche in foto non rende così, perché entri in questo posto che inizialmente è buio e poi io con le fotografie le ho un attimo schiarite e tutto, però i fasci di luce che entrano tendono a creare l'ambiente, quindi dopo l'itinerario ti lascia è abbastanza vincolante il nostro, nel senso in cui i posti da vedere sono quelli. Quando il primo approccio con l'Iran di solito è proprio questo, con le città principali, e quindi le cose da vedere sono quelle. Però non volevamo il vincolo di 8 ore essere qui o l'altro, l'abbiamo lasciato libero. Comunque di base appunto ci hanno fornito l'autista, la comodità di avere, si può girare anche, e questo ve lo dico perché ho molta gente che l'ha fatto e in tranquillità, andare là con tanto di biglietto e poi là ti organizzi con i taxi e tutto. Io purtroppo da quel punto di vista là, forse perché qualche imprevisto l'ho avuto, preferisco sempre avere qualcuno alle spalle che se hai... anche perché... anche perché appunto non è così oneroso anche appoggiarsi a qualcuno che alla fine è soltanto una sicurezza, non è che ti fanno molto di più. Quindi la guida rimaneva con voi anche la sera sulle cene? Oppure... Sì, assolutamente, sì, è un amico più che una guida ormai, perché continuiamo a sentirci e tutto, quindi ci tiene un attimo aggiornato sulla situazione e fa parte di quelle cose che dicevo prima, sono quelle cose che ti porti a casa dal viaggio, nel senso anche l'amicizia con questo ragazzo, insomma. Bello. Assolutamente sì, sì, assolutamente. Mi preme dirlo comunque, il discorso che le dicevo, è un paese molto sicuro, proprio anche se si vuole viaggiare da soli, nel senso che ha lo spirito di arrivare ad arrangiarsi. L'unica cosa non mi ricordo per il discorso del visto, ma anche il visto è molto semplice, che te lo devono... No, adesso è un po' cambiato. Adesso è cambiato, sì, ai tempi comunque arrivavi in aeroporto e lì te lo dovevano riconfermare, una cosa del genere, però detto questo il paese c'è tantissima gente che se l'è fatto il taxi girando, la gente è molto ospitale, quindi non si ha veramente difficoltà a girarlo. Parlo per esperienza altrui, nel senso, però... Adesso il visto, a parte che sono 15 giorni che hanno riaperto, che prima per il turista non era possibile entrare, adesso il visto te lo confanno soltanto attraverso l'ambasciata. Una volta si poteva fare in aeroporto, adesso non più. Sì. A Milano, a Roma, non so. Mi sembra a Milano. Sì, Oppure anche online? Anche a Verona sicuramente c'è, però mi pare che sia anche a Milano. Se avete curiosità noi rispondiamo. Qualche foto in più deve starci. Che foto in più? Oddio, ne abbiamo tagliato tantissimo. Sì, hai sempre paura di andare lungo e di annoiare, quindi alla fine... Tanto che parlava, non parlava. Ecco, l'angoscia che avevamo è di andare troppo lunghi e dire troppe cose, perché... Un'ora spaccata, neanche farlo apposta. Ma A casa è la più lunga. noi qualcuno ci ha detto che le proiezioni devono durare più o meno quella, perché sennò e gli anni ci hanno insegnato che questo funziona, insomma, quindi bene, io vi auguro che passato questo bruttissimo periodo si possa tornare a viaggiare e vi auguro di poter andare in un paese come questo, e ve lo dico perché il primo a essere stato titubante per andarci gli ho fatto penare un bel po' di anni prima di andarci, e quindi ne valeva la pena, insomma, assolutamente. Ecco, c'è tanto scetticismo su questo paese, ma non... Dica. Sono stati una ventina d'anni fa. Ci aspettavamo di trovare un popolo di tagliacole Abbiamo la paura che hanno tutti. per la pubblicità che, insomma, invece avevamo trovato un'accoglienza, un popolo che aveva una voglia di comunicare
un popolo amante della cultura. Siamo stati piacevolmente sorpresi di un pellegrinaggio alla tomba del poeta Fels. Vedevi ragazzi in pellegrinaggio che recitavano le sue poesie, ma si confidavano. La poesia è una cosa estremamente importante in Iran. Uno non lo sa se magari ascolta i telegiornali, effettivamente ha detto giusto, il paese di tagliagole, mai immagina che dietro una persona ci sia tanta cultura e tanta importanza, la poesia sia importante. Sì. Poi le persone la sera che prendevano il treno sul radio, che ti fermavano specialmente i papà, per farti vedere quanto era bello il figlio, il ragazzino piccoletto del genere, d'un'ospitalità che ti pregavo di accettare, di mangiavano dolci, dolcetti, di cosa, un paese che adesso con questo caspita del fuoco ci ha scherzato, ma poi ritornerei con piacere. Infatti una cosa che non abbiamo detto, però che secondo me è importante, è che probabilmente c'è tanta arte, c'è tanta bellezza, c'è tantissima cultura e la si vede completamente nel popolo, perché il popolo è immenso, non nel senso numerico, ma proprio nel senso di spessore. Tanta educazione, tanto rispetto per le persone anziane. Abbiamo fatto una sosta, un luogo, una moschea in campagna, aperta in campagna, e c'erano delle bande di ragazzini, e poi in tutte le bande di ragazzini c'è quello più diciamo dinamico, quello che fa un po' il prepotente, ma una persona anziana che era forse il custode, con una semplice parola, un semplice sguardo, è riuscito a mettere tutti proprio seduti attorno e loro zitti, veramente denotano un senso di educazione e di rispetto per i genitori, però lui doveva essere un nonno. Assolutamente. Come dicevi Mara, la gente, no? E la preoccupazione che hanno di quello della percezione che tu turista hai del loro paese. Io sono stata nel 2015, venivamo fermate continuamente, ero con un'amica, a salutarci, a chiederci come ci trovavamo, se ci sentivamo sicure, cosa pensavamo del paese e che percezione c'era in Italia dell'Iran. Ricordo un giorno che parlava benissimo italiano perché era una guida per italiani, ci chiese chi era la nostra guida e io e la mia amica hanno detto no, noi siamo qui da sole, voi siete pazze, ci ha detto. E io gli ho detto no, non ci siamo mai sentite insicure. Sì, mi fa, adesso che siete qua lo dite e avete ragione, ma all'estero si pensa che qui si corrono dei rischi incredibili. Fa, adesso che siete qua percepite che è un paese dove si sta bene, siamo accoglienti, è davvero, perché la gente, io la prima settimana non sono riuscita a pagarmi un pranzo e una cena, non ce l'ho fatta, venivamo continuamente cooptati, accolti e ci offrivano il pranzo, quindi è stato, la gente con più che la storia, più che la cultura, tutto questo, ma la gente di questo paese è quello che ricorderò penso per sempre, perché Infatti qualche volta quando parlo con la nostra guida
ti dico sempre, guarda, la cosa che io faccio è quello, quando parlo del vostro paese, è quello di trasmettere quanto siete immensi, perché la raccoglienza come voi siete non è l'immagine che arriva purtroppo, e bisogna fare un'opera in questo senso. L'architettura la conosciamo, l'arte la conosciamo, però che il popolo sia straordinario non arriva. Ma accoglienti, e lo sanno che poi no, fuori c'è questa percezione, perché è la loro più grande preoccupazione di come vengono percepiti e che tu li stia bene. E fanno di tutto per farti sentire bene, ma vedi che gli viene proprio dal cuore, non è che devono raccontartela, gli viene proprio dal cuore. L'unico rischio effettivo che si corre è essere arrotati dagli automobilisti. Sono pericolosissimi. A Teheran in modo particolare. L'unico rischio che l'unica paura che ho avuto è montare un tassista che stava tamponando un'autovettura. Grandi città. Bene. Bene, noi vi ringraziamo. Grazie a Mara e Rudy, e l'appuntamento, come vi dicevo, a febbraio con l'Indonesia. Avremo con noi un fotografo di Montebelluna, Fernando Borbin, grande viaggiatore. Vi aspettiamo, saprete, verrete informati dove. Grazie e buonasera. Grazie a tutti. Grazie.